Salute e buonanotte. 88-year-old Giannina lives in San Sosti, Calabria, and we visited her in what was her restaurant for 35 years. Allora non è una cosa grande, sta cucinando caccia via un basta. Del dinner faceva la pasta, con il legge un butacchione, fa pasta, noi la facciamo come caraghiere. 60 persone, bella giusta. Facevo macaroni alla vera, ma faccio pure voi, tanto che mi avete, ma sono vecchio, che vuoi che faccio? Faccio una cosa, facevo taralli, facevo pettigliere, prima facevo pane a casa. Io forno in giardino, un forno proprio a legno. Abbiamo lavorato. Ma non andando si lavora tutte queste cose artificiali. Vabbè. E questa Madonna venne gente, ci vanno i maccheroni. Unusually for pasta making, Giannina chooses to sit to make her pasta. She's in the position she always had when she was still running her restaurant. Back then, there were some doors to close her off from the public. Giannina uses 1 kilo of semolina flour, 1 egg and about 500 ml of water. She mixes these together before adding the liquid to the flour. She forms a dough and kneads it until it is smooth. How many years did she have the restaurant for? 35 anni. Quanti chili di macaroni avrà fatto nella sua vita? Mamma mi ha detto una cosa che non so se risponde. Una fine mondo. L'anno scorso andavo fino a giugno, ne ho fatto 37 kg. Ho fatto la festa. C'è la Madonna del Pettoruto qua. E si vanno a mangiare di gente, la carne crapa e i macaroni. Then she slices a piece off and rolls it into a rope about 1 centimetre thick. Giannina cuts this into lengths, 10 centimetres long. She takes each one and stretches it so it's about 15 centimetres long as she places her metal rod along the pasta. She rolls it with the palms of her hands from the centre to the ends, and she ends up with a macaroni about 20 centimetres long. Giannina likes to fling her macaroni onto her tablecloth. This isn't necessary, but it's satisfying. Faccia candela d'oltre me, una lavora a cozza. Faccio la fotografia e va. E io se ci fai mancare. E sono via. Non è che voi sapete fare via, noi questo che faccio io, voi non sapete fare. She then arranges them so they can dry a little without touching one another. Giannina's macaroni with a spicy goat meat ragù was her signature dish. Goat is a popular meat in southern Italy. Giannina is using shoulder and ribs. She chops up a kilo of fresh tomatoes, a chilli pepper with its seeds, and a red onion. Sapete come si chiamano queste? Come si chiama? Corna di capretto. Corna di capretto. Sì. Giannina says they tenderize the meat. She covers everything in plenty of water. The older the animal, the longer it needs to cook for. And this stew should simmer covered for around 2 hours. Ecco fatto.
She removes the protein foam. Giannina then makes another tomato sauce. She adds olive oil, tomato passata, a garlic clove and a chopped onion to a separate pan. She seasons it and simmers it with a sprig of basil for a few minutes before ladling in some of the stewing juices. Giannina cooks her macaroni in plenty of boiling salted water. She then grates some pecorino cheese. To serve, she places some cheese and sauce on a platter before adding the pasta, followed by more pecorino and tomato. She mixes everything together. Mamma mia, che meraviglia! Che belli! The goat is eaten separately as a main course. Buon appetito! Giannina passed away the week before this video was posted. Her family said she lived life to the full and was not afraid of death. Questo vino è colorito e bello e lo mangiamo con questa roba fina per fare un brindisi alla signora Giannina. Pastor Grannies was privileged to meet her. Addio Giannina. So venuti lunga via, per Giovanna Dio Maria, tutta bella incoronata t'ho trovato. Sei vestuta di monachella, mamma mia, quando sei bella, di monachella, quando sei bella. Tutti stanno t'adorare, questo Dio ti prega, tu come voglio consumando a tutti quanti. Sia lodato ogni minuto la Madonna del Pettoruto, si vestuta di monachella, mamma mia, quanto sei bella, di monachella, quanto sei bella. Brava Giannina!